Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Buon pomeriggio, gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, edizione flash del nostro audio video giornale, sono le 16:03. Apriamo subito con una notizia di cronaca. I carabinieri della stazione di Basovizza, nel corso di un servizio di retrovalico svolto a Fernetti, hanno arrestato un rumeno destinato di un ordine di esecuzione per la carcerazione. L'uomo, 30 anni, controllato a bordo di un autobus di linea, deve scontare un residuo di pena di 20 giorni per reati compiuti quando era ancora minorenne, come furti di abbigliamento, alcolici. È riuscito a sottrarsi ai pochi giorni di carcere da scontare per 12 anni, probabilmente grazie al frequente ricorso a identità diverse. Sul suo conto risultano infatti ben 7 alias. Una volta accertata l'effettiva identità, i carabinieri lo hanno tradotto presso il carcere del Coroneo, dove finirà di scontare il suo conto aperto con la giustizia italiana. E adesso cambiamo argomento, ci trasferiamo per un servizio di cronaca. Questa mattina a Gonars, nell'area di servizio di Gonars Nord, un autista trovato senza vita. Tragedia questa mattina all'alba lungo l'area di servizio di Gonars Nord sulla A4. Un camionista di 62 anni, polacco, è stato trovato senza vita all'interno della cabina del suo mezzo pesante. Il decesso, in base ai primi accertamenti effettuati dai soccorritori, sul posto un'ambulanza del 118 giunta da Palmanova insieme alla Polstrada, sempre di Palmanova, sarebbe avvenuto per cause naturali. Probabilmente un malore improvviso che ha colto l'uomo durante la notte. Al lavoro sul posto anche i vigili del fuoco. La salma, una volta ottenuta il nulla osta, è stata trasferita nella cella mortuaria dell'ospedale civile di Palmanova a disposizione dell'autorità giudiziaria. E adesso andiamo a Fossalon. Infortunio sul lavoro con tragedia ieri sera in provincia di Gorizia. Un uomo, per causa in corso di accertamento, è rimasto schiacciato all'interno di una macchina miscegliatrice trainata che stava utilizzando per eseguire alcuni lavori, rimanendovi incastrato all'interno. Immediatamente sono scattati i soccorsi sul posto, sono giunti dal comando di Gorizia una squadra insieme ai colleghi di Monfalcone con l'autogru e il funzionario di guardia della sede centrale. Il sinistro macabro si è consumato a Fossalon, all'interno di un'azienda agricola in comune di Grado. Purtroppo il sinistro ha causato il decesso dell'uomo che è rimasto schiacciato all'interno del macchinario. I vigili del fuoco hanno operato con l'autogru per estrarre il corpo senza vita all'interno del macchinario. La salma è stata successivamente ricomposta nella cella mortuaria dell'ospedale di Monfalcone e successivamente con il via libera da parte del magistrato di turno per la riconsegna ai familiari per poi svolgere le funzioni religiose. Ci trasferiamo in montagna perché ci sono novità per quanto riguarda l'opera. Si è conclusa l'opera dei Vigili del Fuoco dopo l'ondata di maltempo.
È terminato ieri il lavoro dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine per la messa in sicurezza dei tetti e fabbricati a seguito delle abbondanti nevicate che si sono susseguite da inizio gennaio. L'opera di rimozione della neve dai tetti da parte dei Vigili del Fuoco si è resa necessaria perché oltre al peso che gravava sui manufatti c'era pericolo di scivolamento di blocchi di neve ghiacciata che rischiava di trascinare anche manufatti, camini, protezione ferma, neve, eccetera, creando un reale pericolo per l'incolumità di persone e mezzi in transito sulle vie sottostanti agli edifici interessati dal fenomeno. Sono più di 150 gli interventi per rimozione neve dai tetti che i Vigili del Fuoco della sede centrale e dei distaccamenti permanenti e volontari del Comando di Udine hanno portato a termine dal 1 gennaio 2021. Le vaccinazioni per gli over 80 del Friuli Venezia Giulia, che riguardano una platea potenziale di 108.000 persone, saranno prenotabili dal prossimo mercoledì e le somministrazioni partiranno dal 15 febbraio. L'ha annunciato questa mattina il vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nel corso di un punto stampa sulla campagna vaccinale. Secondo le previsioni della regione, entro il 25 aprile prossimo saranno circa 78.000 gli over 80 che avranno ricevuto la seconda dose dei vaccini. Come è stato spiegato da Riccardi, l'organizzazione segue due modelli: 15.000 persone verranno contattate direttamente dalle aziende sanitarie, gli altri 93.000 potranno prenotarsi tramite le farmacie, i CUP e i call center. Non sarà invece possibile farlo tramite il medico di medicina generale, ha precisato il vicepresidente. Parliamo di mare d'inverno, mare da mare. Assessore Scocimarro, l'ambiente anche con queste intemperie, però i volontari non trovano ostacoli per ripulire questa spiaggia. Nonostante il Covid e oggi nonostante il maltempo, l'iniziativa va avanti, l'iniziativa pilota di A Mare FVG, quindi di andare a splasticare il mare, è iniziata l'altro anno soltanto con il comune di Trieste e poi tutti gli altri comuni costieri hanno aderito, adesso è un progetto di tutte le regioni e di tutto il nostro golfo. Si inserisce nel progetto più ampio della nuova legge, hanno messo anche finanziarie risorse importanti per andare a dare non solo pulire il mare, che è importantissima appunto questa iniziativa, perché sapete che la plastica è veramente un problema enorme per tutti i mari del mondo, anche nel nostro piccolo del mare del Friuli Venezia Giulia, e quindi andiamo a dare incentivi in questo senso, incentivi per buttare via appunto le plastiche, incentivi anche ai pescatori che quando troveranno la plastica nel mare potranno essere degli spazzini del mare remunerati, quindi un'ulteriore risorsa in più. E poi la nuova legge della nostra regione rispetto all'ecologia, e noi andremo a fare investimenti importanti, andremo a incentivare le persone che cominceranno a non utilizzare più la plastica e un'altra serie di iniziative che vanno nel senso dell'educazione ambientale che parte dai più piccoli per andare poi alle persone più adulte. Quindi a 360 gradi abbiamo anticipato con un progetto che vuole essere Friuli Venezia Giulia leader in Europa fra le regioni ad anticipare il Green Deal europeo che è previsto come scadenza 2050, dovremo essere i primi della classe e anticipare di 5 anni questo appunto progetto. Grandi ambizioni e insomma ci diamo da fare da qualche anno a questa parte, la parola ambiente è sulle prime pagine di tutte le riviste, di tutte le agende politiche e quindi perché non incentivare ulteriormente quelle che sono le politiche in cui noi crediamo. Ci trasferiamo a Udine con una notizia, come potete vedere da telefoto, perché il sindaco Pietro Fontanini e l'assessore alla sicurezza e all'edilizia privata Alessandro Ciani hanno incontrato questa mattina a Palazzo d'Aronco gli imprenditori Alessandro Pedone, Alberto Diasparra e Gabriele Ritossa, componenti della cordata proprietaria della società Ferret SPA, che ha acquistato da procedure fallimentari l'ex Hotel Europa e Casa Burgart nel quartiere del Magnolie. L'intenzione è quella di effettuare un'importante operazione di ristrutturazione e riqualificazione dei due immobili, nei quali verranno tra l'altro realizzati appartamenti e residenze. L'investimento, comprensivo dell'acquisto e della ristrutturazione degli immobili, sarà di circa 10 milioni di euro. Con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa, sono esattamente le 16:10 in punto, vi ringraziamo come sempre per la visione e l'ascolto e vediamo appuntamento più tardi con le altre notizie dal Friuli, Venezia Giulia e Veneto Orientale.
Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni, per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.